Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strada e divento triste, perché poi penso che te ne andrai. Vorrei essere l'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai. Tu non mi basti mai, davvero non mi basti mai. Tu, dolce terra mia, dove non sono stato mai. Parlarti come non faccio mai, voglio sognarti come non ti sogno mai, essere l'anello che porterai, la spiaggia dove camminerai, lo specchio che ti guarda se lo guarderai. Vorrei essere l'uccello che accarezzerai e dalle tue mani non volerei mai. Vorrei essere la tomba quando morirai e dove abiterai, il cielo sotto il quale dormirai. Così non ci lasceremo mai, neanche se muoio e lo sai. Ero io, Tu non mi basti mai. Grazie. Davvero non mi basti mai. Io non so le parole, io ci provo, sai, non mi dimenticare mai. Grazie, benvenuti. Allora, benvenuti a tutti, grazie Matteo, grazie al nostro tecnico del suono e di tutto. Un saluto a tutti voi qua presenti, ovviamente ringrazio il padrone di casa, il signor Marco Ronchi, che ancora una volta ci ospita. Ringrazio ovviamente il signor preside della Pazienza, ringrazio il signor Antonio Satta, che ormai è affezionatissimo alla nostra scuola, e a tutte le persone, i professori che sono venuti. Due parole, ovviamente la padrona per eccellenza di casa è l'assessore, mi scusi. Lei è la padrona qua, sì, mi scusi. Niente, due parole per presentare questa cosa che stasera vogliamo così offrirvi. Si tratta di un'attività didattica, sì, è la nostra attività. Io e la professoressa Stelletti, che invito già a venire qua vicino a me, abbiamo programmato, grazie professoressa, abbiamo programmato questa attività, fa parte della nostra programmazione e si inserisce a pieno titolo nel filone della innovazione didattica. Ora, cosa voglio dire? Voglio dire che questi ragazzi comunque si sono impegnati tantissimo, hanno messo in campo le loro competenze, le loro conoscenze nei vari settori e lo hanno fatto con tanto impegno. Certo, non dovete considerarli né attori perché non lo sono, però una cosa importante notare come questa attività e anche altre simili a queste abbia cambiato il loro modo di stare a scuola. E infatti da quando comunque noi facciamo questi laboratori, questi ragazzi hanno cambiato, nel senso che vengono a scuola molto con piacere, alcuni dicono di divertirsi anche, quando è una balla, non ci si diverte a scuola, la scuola è un sacrificio, va bene? Invece loro dicono ci piace questa cosa e ci mettiamo a disposizione. Professoressa, voleva aggiungere qualcosa? Prego. Sì.
Ok, allora, l'idea di questo evento nasce dal desiderio di valorizzare la parola poetica, quella parola che nasce nella testa, nella mente del poeta e che arriva sino al nostro cuore per smuovere le corde del nostro spirito. Spesso però la parola viene trascurata, anche perché diciamo dal 98, da quando la riforma dell'esame di Stato ha previsto l'analisi del testo poetico, diamo più spazio all'analisi testuale, nel senso che questi ragazzi sono bravissimi a riconoscere le figure retoriche, a fare, ad eseguire un'analisi strutturale e si perde un po' il senso profondo della parola. La parola però è musica, la stessa parola poetica vuol dire musica, vuol dire suono e deve non essere arida, non essere muta, deve saper smuovere le nostre corde, deve saper emozionare e noi speriamo stasera di emozionarvi attraverso la parola. Grazie. Nient'altro da dire, buon ascolto e niente, andiamo avanti con la rappresentazione della parola, va bene? Grazie. Buonasera a tutti. Ricordo che il titolo della rappresentazione che andremo a presentarvi è Odi et amo, tu non mi basti mai, e state pur certi che noi rispetteremo il nostro impegno. Non confondetevi però se prima di iniziare vi proporremo un monologo scritto dal professor Bartezzaghi, diventato famoso in seguito per la bellissima interpretazione di Paola Cortellesi. Infatti, nel precedente progetto non è stato possibile dire tutto ciò che avremmo voluto, quindi mi sono permessa di ribadire alcuni concetti che ci riguardano come donne. Mi sono permessa di raccogliere un piccolo elenco di parole preziose e questo è quello che spesso facciamo in classe, quindi andare a scoprire il significato profondo delle parole. Di cosa si tratta? State a sentire. È impressionante vedere come nel lessico italiano alcune parole che se declinate al maschile hanno il loro legittimo significato, quando poi vengono declinate al femminile cambiano totalmente e diventano sempre un luogo comune e spesso equivoco, che poi, a pensarci bene, è sempre lo stesso, ovvero un lieve ammiccamento alla prostituzione. Un esempio? Un cortigiano è un uomo che vive a corte, una cortigiana è una meretrice, un massaggiatore, un cinese terapista, una massaggiatrice, una meretrice, un uomo di strada è un uomo del popolo, una donna di strada. Un uomo disponibile è un uomo gentile e premuroso. Una donna disponibile è una meretrice. Un passeggiatore è un uomo che cammina. Una passeggiatrice, una meretrice. Un uomo con un passato di solito è un uomo che ha avuto una vita non tanto onesta, che però vale la pena di raccontare, mentre una donna con un passato. Uno squillo è il suono del telefono, una squillo, una meretrice.
Un uomo di mondo, un gran signore, una donna di mondo, una gran meretrice. Uno che batte, un tennista che serve la palla, una che batte, non c'è neanche bisogno di dirlo. Un uomo che ha un protettore e un intoccabile raccomandato, una donna che ha un protettore, una meretrice. Un buon uomo, un uomo probo, una buona donna, un uomo allegro, un buon tempone, una donna allegra, una meretrice. Un gatto morto e un felino deceduto, una gatta morta, una meretrice. Uno zoccolo e una calzatura di campagna, una zoccola. Queste cose le donne se le sentono dire da sempre, a volte con indifferenza, ma a pensarci bene, anche nel lessico noi donne siamo un po' discriminate. Non per essere esageratamente femministi, ci mancherebbe, però c'è sempre quel filino di discriminazione. Per fortuna, però, sono soltanto parole. Certo che se le parole fossero la traduzione dei pensieri, allora sarebbe grave. E per le donne sarebbe proprio un incubo, fin da piccoli. All'asilo un bambino potrebbe cominciare a maturare l'idea che le bambine sono meno importanti di lui. Da ragazzo crescere nell'equivoco che le ragazze siano di propria proprietà e quindi, da adulto, è solo un'ipotesi, ma se così fosse, potrebbe pensare che sia giusto che sul lavoro le donne siano pagate un po' meno e a quel punto non gli sembrerebbe nemmeno grave offenderle, deriderle, palpeggiarle, toccarle. Se fosse così, potrebbe anche diventare pericoloso. E sì, una donna adulta, o anche giovanissima, potrebbe essere aggredita, picchiata, sfregiata da un uomo che la ama, uno che la ama talmente tanto da pensare che lei e tutta la sua vita siano roba sua e quindi può farne ciò che vuole. Ma sono solo parole, per carità. Ma se davvero le parole fossero la traduzione dei pensieri, un giorno potremo sentire delle frasi che hanno dell'incredibile, frasi offensive e senza senso, come queste. Brava, sei una donna con le palle. Chissà quella che ha fatto per lavorare. Certo che se vai in giro così... Dovresti essere contenta se ti guardano. Te la sei cercata. Per fortuna, sono solo parole. Ed è un sollievo sapere che da noi tutto ciò non è mai accaduto. Qui vogliamo partire, dai versi di Lucrezio, tratti dal De Rerum Natura, dove il poeta dedica l'apertura del proemio a Venere, dea dell'amore, dea bellezza e principio vitale della continuità dell'esistenza. Nei versi successivi le chiede di assicurare la pace a tutti gli uomini e Marte, che è il dio della guerra, andrà a rifugiarsi da lei sul suo seno. Questo gesto indica quasi una supremazia della donna sull'uomo. Madre degli Eneadi, piacere e godimento degli uomini e degli dei. Grande Venere, che sotto gli astri vaganti del cielo popoli il mare, solcato da navi, e la terra, feconda di frutti, poiché per tuo mezzo ogni specie vivente si forma, e una volta sbocciata può vedere la luce del sole. Te, o Dea, te fuggono i venti, te è il tuo primo apparire, le nubi del cielo. Per te la terra industriosa
suscita i fiori soavi, per te ridono le distese del mare e il cielo placato risplende di luce diffusa. Se è vero che l'inno che abbiamo appena letto è attribuito alle qualità divine di Venere, è anche vero che per noi Venere è il simbolo del piacere vitale, che abbiamo deciso di definire come amore. Amore inteso come pace e guerra, piacere e dolore, vita e morte. Ecco perché Catullo dirà alla sua lesbia: Odi et amo, quarir di facciam fortasse requiris, nescio, sed fieri senti et escrucior. Ti odio e ti amo. Ti chiederai come faccia. Non so, ma viene ed è la mia tortura. Con 2 soli versi, Catullo riesce con efficacia estrema a descrivere la situazione di un amore lacerato da sentimenti opposti e prosegue dicendo: Vivamus mea lesbia, atque amemus. Viviamo mia lesbia ed amiamo, e ogni mormorio perfido di vecchi valga per noi la più vile moneta. Il giorno può morire e poi risorgere, ma quando muore il nostro breve giorno, una notte infinita dormiremo. Tu dammi 1000 baci, e quindi 100, poi dammene altri 1000, e quindi 100, quindi 1000 continui, e quindi 100. E quando poi saranno 1000 e 1000, nasconderemo il loro vero numero, che non getti il malucchio invidioso per un numero di baci così alto. Vivamus mea lesbia è uno dei carme più celebrati dell'intera letteratura latina. Inneggia un amore passionale e non curante dei giudizi degli altri. Rappresenta la preghiera sacra degli amanti, quasi come fosse un credo di vita dell'amore o una cantilena. Ma trasferiamoci ora nel Medioevo e vediamo 2 delle figure più importanti della scena poetica italiana: Dante, custode di tutte le certezze medievali, e Petrarca, l'uomo del dubbio che sa analizzare l'animo umano. Di Dante, tanto gentile e tanto onesta pare. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia, quando ella altrui saluta, qu'ogni lingua de ventre mando mutta, e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, begnamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra, miracol mostrare. Mostrasi sì, piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core, che intender non la può chi non la prova. E par che dalla sua labbia si muova uno spirito soave pien d'amore, che va dicendo all'anima, sospira. Di Dante, Inferno, canto quinto. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Cain attende che a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte. Noi leggevamo un giorno per diletto di Lancellotto come amor lo strinse.
Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scoloròci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser basciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Di Francesco Petrarca. Benedetto sia. Benedetto sia il giorno, e il mese, e l'anno, e la stagione, e il tempo, e l'ora, e il punto, e il bel paese, e il loco ov'io fui giunto, da due begli occhi che legato m'hanno. E benedetto il primo dolce affanno, che ebbi ad esser con amor congiunto, e l'arco, e le sette, ondi fui punto, e le piaghe che infine al cor mi vanno. Benedette le voci tante, ch'io chiamando il nome de mia donna ho sparte, e i sospiri, e le lagrime, e il desio. E benedette sian tutte le carte, ov'io fama l'acquisto, e il pensier mio, che sol di lei sì ch'altra non va parte. L'amore è la più saggia delle follie, un'amarezza capace di soffocare, una dolcezza capace di guarire. L'amore è sempre stato al centro anche della poesia più moderna. Nel sonetto che segue, Shakespeare tesse un elogio dell'amore fedele, di quell'amore che non cambia con il vento, ma che sa essere costante, come un faro nella notte o come una stella polare in un cielo sereno. Shakespeare, sonetto 116. Let me not to the marriage of two minds admit impediments. Love is not love, which alter when it alteration finds, or bends with the remover to remove. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose words unknown, although is high to be taken. Love's not time full, talk rose lips and cheeks, within his bending sickles compass come. Love alters not with its brief hour and weeks, but bears out even to the edge of doom. If this be error, and upon me prove, I never write, nor man ever loved. Non sia mai che opponga impedimenti all'unione di anime fedeli. Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l'altro s'allontana. Oh no, amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai. È la stella guida di ogni sperduta barca, il cui valore è sconosciuto, benché nota la distanza. Amore non è soggetto al tempo, pur se rose, labbra e gote dovran cadere sotto la sua curva lama. Amore non muta in poche ore o settimane, ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio. Se questo è errore e mi sarà provato, io non ho mai scritto e nessuno ha mai amato. Una leggenda popolare cinese, ambientata durante la dinastia Tang, racconta che ogni uomo ed ogni donna
viene al mondo con un filo rosso legato al mignolo della mano sinistra. Questo filo lega indissolubilmente due anime gemelle, due amanti, due persone destinate Lettera d'addio di Virginia Woolf al marito. Carissimo, sono certa di stare impazzendo di nuovo. Sento che non possiamo affrontare un altro di quei terribili momenti. E questa volta non guarirò. Inizio a sentire le voci e non riesco a concentrarmi. Perciò sto facendo quella che sembra la cosa migliore da fare. Tu mi hai dato la maggiore felicità possibile. Sei stato in ogni modo tutto ciò che nessuno avrebbe mai potuto essere. Non penso che due persone abbiano potuto essere più felici fino a quando è arrivata questa terribile malattia. Non posso più combattere. So che ti sto rovinando la vita, che senza di me potresti andare avanti. E lo farai, lo so. Vedi, non riesco neanche a scrivere questo come si deve. Non riesco a leggere. Quello che voglio dirti è che devo tutta la felicità della mia vita a te. Sei stato completamente paziente con me e incredibilmente buono. Voglio dirlo, tutti lo sanno. Se qualcuno avesse potuto salvarmi, saresti stato tu. Tutto se n'è andato da me, tranne la certezza della tua bontà. Non posso continuare a rovinarti la vita. Non credo che due persone possano essere state più felici di quanto lo siamo stati noi. Tua per sempre, Virginia. L'amore è un sentimento che ci trasforma. L'amore è un bisogno, un'esigenza, ma anche un'opportunità. Scrive Coelho, quando ci innamoriamo abbiamo l'impressione che tutto l'universo sia d'accordo. L'amore, come abbiamo visto, è stato filo conduttore di tanti poeti dell'antichità e continua ad essere il tema privilegiato anche della poesia moderna. Da Elizabeth Barrett Browning a Prévert, da Pablo Neruda a Eugenio Montale, per arrivare infine al grande sociologo Bauman, che si interroga sull'importanza dei legami affettivi. E allora diamo voce alla poesia e ascoltiamo. In quanti modi ti amo di Elizabeth Barrett Browning. In quanti modi ti amo? Fammeli contare. Ti amo fino alla profondità, alla larghezza e all'altezza che la mia anima può raggiungere quando partecipa invisibile agli scopi dell'esistenza e della grazia ideale. Ti amo al pari della più modesta necessità di ogni giorno, al sole e al lume di candela. Ti amo generosamente, come chi si batte per la giustizia. Ti amo con purezza, come chi si volge dalla preghiera. Ti amo con la passione che gettavo nei miei trascorsi dolori e con la fiducia della mia infanzia.
Ti amo di un amore che credevo perduto, insieme ai miei perduti santi. Ti amo col respiro, i sorrisi e le lacrime di tutta la mia vita. E se Dio vorrà, ti amerò ancora di più dopo la morte. Les enfants qu'ils aiment, dit Jacques Prévert. Les enfants qu'ils aiment s'embrassent debout contre les portes de la nuit. Et les passants qui passent le désignent du doigt. Mais les enfants qu'ils aiment ne sont là pour personne. Et c'est seulement leur ombre qui tombe dans la nuit, excitant la rage des passants. L'orage, le mépris, le rire et leur envie. Les enfants qu'ils aiment ne sont là pour personne. Ils sont ailleurs, bien plus loin que la nuit, bien plus eux que le jour, de leur bassin clarté de leur premier amour. I ragazzi che si amano, Jacques Prévert. I ragazzi che si amano si baciano in piedi contro le porte della notte e i passanti che passano li segnano a dito. Ma i ragazzi che si amano non ci sono per nessuno ed è la loro ombra soltanto che trema nella notte, stimolando la rabbia dei passanti, la loro rabbia, il loro disprezzo, le risa, la loro invidia. I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno. Essi sono altrove, molto più lontano della notte, molto più in alto del giorno, nell'abbagliante splendore del loro primo amore. Te mando un beso con el viento di Pablo Neruda. Te mandaré un beso con el viento y sé que lo sentirás. Te das la vuelta sin verme, pero yo estaré allí. Estamos hechos de la misma materia de lo cual están hechos los sueños. Me gustaría ser una nube blanca en un cielo infinito, a seguir a todas partes y disfrutando cada momento. Si eres un sueño, no me despiertes. Te quiero porque te ves reflejando en todo lo que es bello. Dime dónde estás esta noche. ¿Aún en mis sueños? Sentí una caricia en la cara llegar hasta el corazón. Me gustaría llegar al cielo y con los rayos de sol escribirte te amo. Me gustaría que el viento sofle cada día a través de tu pelo, con el fin de escuchar desde lejos tu perfume. Ti manderò un bacio di Pablo Neruda. Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi, ma io sarò lì. Siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Vorrei essere una nuvola bianca, in un cielo infinito, per seguirti ovunque e amarti ogni istante. Se sei un sogno, non svegliarmi. Ti amo perché ti vedo riflessa in tutto quello che c'è di bello. Dimmi dove sei stanotte, ancora nei miei sogni. Ho sentito una carezza sul viso arrivare fino al cuore. Vorrei arrivare fino al cielo e con i raggi del sole scriverti ti amo. Vorrei che il vento soffiasse ogni giorno tra i tuoi capelli, per poter sentire anche da lontano il tuo profumo. Ho sceso dandoti il braccio, di Montale. Ho sceso dandoti il braccio, almeno 1 milione di scale, e ora che non ci sei, è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio, il mio dura tuttora. Né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia solo quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già
perché con 4 occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. L'amore liquido. Bauman. Il bisogno di amare ed essere amati è una continua ricerca di appagamento, senza essere mai sicuri di essere stati soddisfatti abbastanza. L'amore liquido è proprio questo, un amore diviso tra il desiderio di emozioni e la paura del legame. Di fronte a diverse possibilità sta a noi scegliere. Nessuno è condannato. Alcune scelte sono più facili ed altre più rischiose. Quelle apparentemente meno impegnative sono più semplici rispetto a quelle che richiedono sforzo e sacrificio. L'amore richiede tempo ed energia, ma oggi ascoltare chi amiamo, dedicare il nostro tempo ad aiutare l'altro nei momenti difficili, andare incontro ai suoi bisogni e desideri più che ai nostri, è divenuto superfluo. Comprare regali in un negozio è più che sufficiente a ricompensare la nostra mancanza di compassione, amicizia e attenzione. Ma possiamo comprare tutto, non l'amore. Non troveremo l'amore in un negozio. L'amore è una fabbrica che lavora senza sosta, 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana. Cos'è l'amore? In un tempo in cui tutto scivola via veloce, che cos'è l'amore? Esistono 2 tipi di amore. L'amore liquido, che si consuma rapidamente e finisce subito, e l'amore che si costruisce con dedizione e fatica, insieme a un'altra persona, con cui crescere e aiutarsi per tutta la vita. Scegli come vuoi amare. Le emozioni passano, i sentimenti restano. Amore è una parola molto antica. La primissima evidenza etimologica la troviamo nel sanscrito, dalla parola kama, che indicava desiderio, attrazione
e infatuazione. Un'altra delle derivazioni più recenti fa risalire il termine alla parola greca mao, che indicava appunto il desiderio, dalla quale è derivato poi il latino amor, da amare, che indicava un'attrazione più esteriore che spirituale, per la quale era utilizzato diligere, ovvero scegliere dopo un'attenta riflessione. Ma cosa significa davvero amare per il mondo cristiano? Vi invito a scoprirlo con questo breve percorso letterario. Inno all'amore, tratto dalla prima lettera ai Corinzi di San Paolo. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l'amore, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se anche avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede, così da trasportare le montagne, ma non avessi l'amore, non sarei nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi l'amore, niente mi gioverebbe. L'amore è paziente, è benigno l'amore, non è invidioso l'amore, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'amore non avrà mai fine. Con la forza dolce della sua prosa ritmata, l'Apostolo Paolo mette in prima luce i primati delle prime virtù religiose, cultura e doti mistiche. La scienza, la profezia e la stessa fede, quella che riesce anche a spostare le montagne. Anche l'eroismo di chi sacrifica la vita del corpo. Tutto ciò è vuoto è completamente inutile ed è vuoto del nulla senza l'amore. Sentite invece quanto sia scandaloso ciò che dice Agostino. Se tacete, tacete per amore. Se parlate, parlate per amore. Se correggete, correggete per amore. Se perdonate, perdonate per amore. Sia sempre in voi la radice dell'amore, perché solo da questa radice può scaturire l'amore. Amate e fate ciò che volete. L'amore nelle avversità sopporta, nelle prosperità si modera, nelle sofferenze è forte, nelle opere buone è ilare, nelle tentazioni è sicuro, nell'ospitalità generoso, tra i veri fratelli lieto, tra i falsi paziente. L'amore è tutto. Il disordine nei rapporti sessuali tra uomo e donna non ci risulta iscritto nel progetto divino, ma deriva dal cattivo uso che l'uomo fa della propria libertà. La passione sregolata, l'istinto di dominio e di sopraffazione sono una conseguenza del peccato dell'uomo e della donna, che si allontanano dalla propria origine divina. Sant'Agostino, davanti al fallimento di tanti matrimoni, constata che il male ed ogni forma di disordine non sono voluti né tantomeno creati da Dio, ma nascono dal cattivo uso che l'umanità fa di uno dei più importanti beni che Dio le ha donato, la libertà. Per questa ragione scrisse ad un giovane sposo dicendogli:
Giovane amico, se ami, questo è il miracolo della vita. Entra nel sogno con occhi aperti e vivilo con amore fermo. Il sogno non vissuto è una stella da lasciare in cielo. Ama la tua donna senza chiedere altro all'infuori dell'eterna domanda che fa vivere di nostalgia i vecchi cuori. Ma ricordati che più ti amerà e meno te lo saprà dire. Guardala negli occhi, affinché le dita si vincolino con il disperato desiderio di unirsi ancora. E le mani e gli occhi dicano le sicure promesse del vostro domani. Ma ricorda ancora che se i corpi si riflettono negli occhi, le anime si vedono nelle sventure. Non sentirti umiliato nel riconoscere una sua qualità che non possiedi. Non crederti superiore, poiché solo la vita dirà la vostra diversa sventura. Non imporre la tua volontà a parole, ma soltanto con l'esempio. Questa sposa, tua compagna di quell'ignoto cammino che è la vita, amala e difendila, poiché domani ti potrà essere di rifugio. E sii sincero, giovane amico, se l'amore sarà forte, ogni destino vi farà sorridere. Amala come il sole che invochi al mattino, rispettala come un fiore che aspetta la luce dell'amore. Sii questo per lei, e poiché questo deve essere lei per te, ringraziate insieme Dio che vi ha concesso la grazia più luminosa della vita. Chiudiamo questo percorso letterario sul tema dell'amore con la preghiera che San Bernardo, secondo i canoni dell'oratoria classica, rivolge alla Vergine Maria. Nei primi versi del canto 33 del Paradiso, Dante ci consegna un ritratto della Vergine Maria, in tutta la sua dimensione, umana e spirituale. Paradiso, 33° canto. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso ad eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si riaccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è geminato questo fiore. Qui se a noi meridiana face di caritate è giusto, intramortali, se di speranza fontana vivace. Donna, se tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia a te non ricorre, sua disansia vuol volar senz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar percorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura e di bontate. Voglio chiudere dicendo, peggio per chi non è innamorato e peggio per chi non si innamora, perché io di questi ragazzi sono innamorato, di questa scuola sono innamorato, quindi grazie a voi per queste grandi emozioni, grazie a Sabrina, grazie a Antonio, ma grazie ai miei professori che ogni volta ci mettono l'anima, e chi crede che nella scuola non si possono fare queste cose sbaglia di grosso. Questo è un modo per tenere i ragazzi a scuola. Raccontavo a Sabrina che qualcuno ha smesso di venire a scuola, ma non ha smesso di venire nel pomeriggio per lavorare con attenzione su un tema bellissimo come quello dell'amore.
Sono innamorato. Va bene. Grazie Marco per la tua ospitalità. Noi questa cosa la rifacciamo, se Dio vuole, dopodomani alle 6 circa, in un ambiente ancora più grande. Qui avevamo paura di riempire completamente, di soffocare perché c'è tanto caldo, ma siamo contenti di averlo fatto nella biblioteca Sempliciana. Quindi grazie a tutti, buona serata, buon proseguimento e viva l'amore e viva il Panedda!